Allora siamo nello stadio comunale di Galtellì in attesa di trasmettere la partita tra Tutta Vista Galtellì e il Pattada. Ecco che inizia. Abbiamo un forte vento qua che purtroppo disturba un po'. Tra poco inizierà la partita. Purtroppo c'è questo che disturba un po'. Purtroppo non ci possiamo venire, non ci possiamo fare niente, anche se metto il filtro è uguale. Purtroppo c'è quest'ombra, quando i giocatori sono all'ombra un pochettino si vedono di meno, però se aumento la luce poi quando sono al sole c'è troppa luce, perciò bisogna fare una via di mezzo. Tutta Vista deve recuperare una partita con l'Orani l'11 dicembre, partirà dal 3-1 in favore del Tutta Vista. Il risultato: ok, ciao. Tra pochi istanti l'arbitro, come si chiama? Edoardo Caddeo. Allora ricordo, l'arbitro non è quello uscito nella locandina, ma hanno sostituito con Edoardo Caddeo della sezione di Cagliari. Purtroppo quello era già scritto e non si può fare niente. Tra poco l'arbitro inizierà a fare il fischio d'inizio della partita. Ecco qua che inizia la partita. Continua più avanti. Iniziata la partita, 18 secondi dall'inizio, rimessa per il Pattada. Ancora il Pattada che cerca di andare avanti. Tutta Vista si è in possesso del pallone, ancora il Tutta Vista verso il proprio giocatore Fabrizio Lai, Balotelli, ancora verso il numero 6, ancora il Tutta Vista in avanti, Simone Mameli, ancora Simone Mameli, nulla di fatto, non arriva, non è andato a buon fine il tiro di Simone Mameli. Ancora il Tutta Vista in avanti, ancora il Tutta Vista, non è riuscito a crossare. Ora il Pattada in possesso di pallone, ecco il numero 2 del Pattada, passa al proprio giocatore numero 3, ancora in avanti, ecco il numero 9 che cerca di andare avanti, ancora il numero 10 ancora avanti, passa al numero 7, palla pericolosissima che il Tutta Vista riesce a evitare. Ricordo che io non sono commentatore, dico qualcosa per essere ancora più professionale, ma io purtroppo devo fare tante cose e tutte le cose non le posso fare. Qualche volta
dirò anche cose magari non giuste, però la prima cosa devo stare attento di seguire l'azione e non di fallirmi qualche gol. Passati 2 minuti, risultato ancora 0-0 tra il Tuttavista Galtellì e il Pattada. Nulla di fatto, rimessa per il Tuttavista Galtellì, rimessa. Fabrizio Lai, palla al centro, respinta da parte del giocatore del Pattada, rimessa per il Tuttavista Galtellì. Ricordo l'arbitro Edoardo Caddeo della sezione di Cagliari, non quello indicato nella locandina iniziale. Allora, nulla di fatto. Rimessa palla dal fondo per il Tuttavista Galtellì. Palla fuori, rimessa per il Tuttavista Galtellì. Simone Mameli, Barattelli, anzi no, Barattelli, quello era Cadau. Troppo c'è il sole, devo fare con più luce perché nell'ombra poi non si sarebbero visti. Tiro di Fabrizio Lai a fil di palo, nulla di fatto, rimessa da parte del portiere del Pattada. Il portiere del Pattada passa al proprio giocatore, lancio al centro dal Pattada, nulla di fatto, non è riuscito Simone Mameli ad agganciare il pallone. Nulla di fatto, il Pattada in possesso di pallone. Bravissimo Busu a evitare l'azione pericolosa degli avversari. Troppa luce. Palla respinta. Ecco, Tuttavista che cerca di andare avanti in contropiede verso il numero 10. Cadau non riesce a azzeccare il tiro altissimo, il tiro di Cadau.
Siamo all'8º del primo tempo, ancora 0-0 il risultato. Le squadre si stanno studiando, ancora nessuna delle due ha fatto un'azione degna di gol. Pericolosa. Unico tiro. A fare la tecnica, Bazzino. Rimessa per tutta questa carta lì. Anche Fabrizio Lai cerca di mandare avanti il pallone, palla in possesso in tutta vista, punizione per favore del Pattara. Nulla di fatto, Fabrizio Lai porta il pallone al centro, ancora il pallone valido, ancora in campo, respinge la difesa del Pattara, palla fuori, rimessa da parte di Bartelli, penso, non è che li conoscono granché bene. In possesso di palla verso destra al proprio portiere, nulla di fatto, il giocatore di tutta vista la manda fuori, rimessa per il Pattara. Dieci minuti sono trascorsi dall'inizio del primo tempo. Nulla di fatto, nessuna azione degna di nota da tutte e due le parti. Punizione del Pattara. Un giocatore proprio sotto porta del Pattara ne è riuscito a deviare. Occasione ghiotta per il Pattara. Palla ancora buona. Luca manca. Gol segnato Simone Mameli. 1-0 per il tutta vista Galtellì, ha segnato Simone Mameli. Tutta vista al 12° del primo tempo in vantaggio con gol di Simone Mameli. Se ne vada errato naturalmente, è sembrato che fosse Simone Mameli. Ancora in tutta vista in avanti, adesso va in contropiede il Pattara,
vediamo cosa ne uscirà fuori. Bravo il numero 5 Simone Busu, che ha fatto di tutto perché il giocatore avversario non ne approfittasse. Calcio d'angolo per il Pattata. Ricordo il risultato, 12esimo, ha sbloccato il risultato a tutta vista con Simone Mameli. Ancora nulla di fatto, palla in possesso del tutta vista, spinta. Il giocatore solo in faccia, non vedeva il pallone che arrivava, palla al centro verso il giocatore, punizione contro il Pattata per fallo sul giocatore di tutta vista. Ricordo l'arbitro si chiama Edoardo Caddeo, della sezione di Cagliari, sostituto da quello scritto sulla locandina, preso da tutto campo. Ancora tutta vista, possesso di palla verso il centro, ancora ecco, calcio d'angolo, tiro deviato, un bel tiro del giocatore di tutta vista, deviato in angolo dal Pattata. Si incarica di battere Fabrizio Lai, il numero 7 Fabrizio Lai. Palla al centro, nessuno la prende, un tiro non fortunoso del giocatore di tutta vista, alto. Tutta vista sta prendendo coraggio, c'è una supremazia per tutta vista. Tutta vista si trova a secondo posto a un punto, solo perché deve giocare ancora una partita con l'Orani l'11 dicembre, partendo dal risultato di 3-1 in favore del tutta vista. Rimessa per il Pattata. Ancora Floris, Simone Mameli, ora in avanti, nulla di fatto, non è riuscito il giocatore Cadau ad approfittare della situazione. Ecco il risultato a 12esimo del primo tempo. Il tutta vista che è passato in vantaggio con Simone Mameli. Spostatevi però, dai.
per il tuttavista Galtellì, ancora Simone Mammeli, non riesce ad agganciare il pallone, palla in possesso del Pattada, che passa proprio il giocatore, che tira in porta, e ne è uscito fuori un bellissimo tiro da parte del Pattada, sventato dal portiere del tuttavista, che in tuffo ha mandato in calcio d'angolo per il Pattada, con palla fuori da parte del portiere. Palla al centro da parte dei giocatori, nulla di fatto. Punizione per il Pattada dal limite. Si incarica al centro, palla fuori, palla fuori lo specchio della porta da parte del giocatore del Pattada, nulla di fatto, rimessa da parte del portiere del tuttavista. Ricordo il risultato, sempre 1-0 in favore del tuttavista Galtellì. Ancora tuttavista che imposta l'azione, va avanti, palla al centro, ancora possesso di palla al Pattada che la perde, ne approfitta il tuttavista. Ambizionai, ancora palla in possesso del tuttavista Galtellì. Peccato, si porta il pallone fuori il giocatore del tuttavista, rimessa per il Pattada. Rimessa da parte del Pattada, palla ancora in possesso del Pattada, palla fuori, rimessa per il tuttavista. Ricordo il risultato al 12° del primo tempo di Simone Mameli, ha portato in vantaggio il tuttavista Galtellì. Adesso siamo al 21°, sempre del primo tempo. Il tuttavista cerca di impostare l'azione, ancora con Floris verso Simone Mameli, palla al centro, nulla di fatto. Palla in possesso del Pattada, però ancora nulla di fatto, ancora non si riesce. Rimessa per il Pattada, l'ombra si sta portando più avanti, speriamo che tutto il campo sia con l'ombra, così i giocatori si vedranno tutti allo stesso modo. Adesso purtroppo c'è quest'ombra in basso e la luce sopra, e bisogna compensare le due cose. Molto difficile da compensare, come vedete, se dovrei dare troppa luce in avanti, dove c'è la luce automaticamente i giocatori saranno troppo luminosi. Rimessa da parte del
tutta vista Galtellì. Il pallone è andato fuori, ha recuperato un pallone dalla panchina. Ancora tutta vista, possesso del pallone, Brizzolai. Palla fuori, rimessa ancora dal tutta vista. Ancora impattata in possesso di palla. Ancora impattata il numero 10. Presa del portiere del tutta vista. Un tiro non molto forte che il portiere di tutta vista, anche se un po' di difficoltà, è riuscito a parare. Palla al centro verso Floris. Floris a terra, sicuramente ci sarà la punizione. Punizione, ancora Cadao, fuori di un soffio, bravo Cadao a girare il pallone, però non ha centrato la porta. Ha centrato la porta Giovanni Cadao. Palla indietro verso il portiere del giocatore del Pattada. Passa palla in possesso sempre del Pattada, che passa al suo numero 11. Pattada in possesso di palla al centro, con il numero 10 cerca di passare, la difesa nel tutta vista respinge, ancora il Pattada in avanti, ancora impattata, ecco il numero 10, tiro fiacco non molto forte. Adesso troviamo la tutta vista in avanti. Gol! Non è gol, forse fuori gioco. Eri fuori gioco secondo te? Ah? Era fuori gioco? Era fuori gioco? Ah? Poi già vediamo. Vediamo dopo. Su YouTube devi andare però, perché Facebook non torna indietro. Anche su YouTube? Ah? Su YouTube. Palla fuori, rimessa per il tutta vista Galtellì. Castillo. Ancora non è fatto, rimessa sempre per tutta vista Galtellì. Con tutta vista. Capisco cosa sia successo. L'arbitro Edoardo Caddeo della sezione di Cagliari, sostituto dall'arbitro designato
segnato sulla locandina iniziale, preso da tutto il campo comunque. E beh, hai visto? Ah? Com'è? Com'è? Ah. L'arbitro discute con l'allenatore del Tuttavista, non so quale sia il motivo. Non mi devo distrarre, devo guardare nello schermo. Se mi distrarro, addio, mi perdo anche il gol, se ci sono prossimi gol. Purtroppo devo fare tante cose, troppe cose. Passo indietro molto pericoloso, si poteva evitare questa. Ora il portiere palla al piede, passa al proprio giocatore. Fabrizio Lai, purtroppo è l'unico che mi ricordo e lo nomino sempre, gli altri non tutti conosco. Sa, col tempo può darsi pure che imparerò questi nomi dei giocatori. Guarda, Fabrizio Lai. Rimessa per l'impattata. Gol. Due a 0. Ha segnato. Scusa, chi ha segnato? Cadau, vero? Oi, ha segnato Cadau. Ha segnato Giovanni Cadau, 2-0 per Tuttavista sul Pattada. Gol di Giovanni Cadau al 30° del primo tempo. Ha segnato Giovanni Cadau, ha arrotondato il risultato 2-0. Prima Simone Mameli, adesso Giovanni Cadau. Simone Mameli al 12°. Giovanni Cadau al 30°. Ricordo che la partita tra Lorani sospesa per il risultato 3-1 per il Tuttavista sarà giocata l'11 dicembre, naturalmente partendo dal risultato favorevole al Tuttavista di 3-1. Ecco qua, eccolo un altro gol, 3-0, ha segnato Floris. Segnato Floris, 3-0 per il Tuttavista Caltellì sul Pattada. Ha segnato Giorgio Floris. Il terzo gol di Giorgio Floris. Rotondo il vantaggio del Tuttavista verso il Pattada, 3-0. Se non vado errato, il Pattada si trova in penultima posizione a 7 punti. Il Tuttavista è secondo a 1 punto, però con una partita da recuperare il risultato
del 3-1 con l'Orani. Dovrà andare a Orani l'11 dicembre per recuperare questi 20 minuti mancanti dal giorno che ha giocato perché per infortunio all'arbitro. Busu. Con la tutta vista, passa verso il pallone verso Mastio. Ancora andiamo in pattata che cerca di andare avanti. Palla fuori, rimessa sempre per pattata. Rimessa, mi sembra di capire, rimessa per il tutta vista Caltellì. Mastio. Mastio. Pattata. Palla indietro verso il proprio portiere, il giocatore del Pattata. Palla fuori, rimessa per il tutta vista Calpellì. Palla in possesso del Pattata, che cerca di andare avanti, cerca di superare il centrocampo, adesso ci riesce. Ancora il Pattata in possesso di pallone, si porta nell'area del tutta vista. Ancora palla al centro, ecco il numero, nulla di fatto, non è stato fortunato il numero 10 del Pattata, non è stato favorevole il rimpallo. Simone Mameli passa verso Fabrizio Lai. Ancora Fabrizio Lai, sempre onnipresente in ogni azione. Ancora palla al centro, non riesce a impossessare il giocatore. Ancora palla al centro, nulla di fatto, peccato non se lo aspettava Simone Mameli che gli arrivasse il pallone in quella posizione. Di fatto è riuscito il portiere del Pattata ad evitare un'azione pericolosa da parte del tutta vista. Ancora il Pattata in avanti, ancora il Pattata. Al centro, ecco il numero 3 del Pattata. Palla al centro, nulla di fatto, anche questa volta il Pattata non è stato fortunato, è stato più bravo il giocatore del tutta vista a respingere.
L'ombra sta sempre più avanzando, speriamo che superi tutta l'area del campo, così posso dare più luce nell'area di ombra. Purtroppo adesso, se dovrei dare più luce, automaticamente i giocatori al sole sarebbero troppo luminosi. Punizione per il tutta vista Galtellì. Rimessa Mastio, rimessa da parte di Mastio, palla fuori, rimessa ancora per il tutta vista Galtellì. Ancora Fabrizio Lai, onnipresente, palla al centro, non è riuscito a raggiungere Cadao. Ancora palla fuori, calcio d'angolo, sempre Fabrizio Lai a calciare. Palla al centro, nulla di fatto, palla in possesso dei giocatori del Pattada, non è stata fortunosa. Rimessa con il Pattada, cerca di andare avanti, ci riesce, palla al centro, a prendere il numero 11 che non riesce, ancora il Pattada, palla al centro verso il numero 8 che tira, ballo alto, buona l'idea, però la palla era fuori. Però la palla era fuori. Rimessa. Attenzione, questi giochi in aria sono sempre pericolosi, puoi sbagliare qualcosa e ne approfitta la squadra avversaria. Ancora il Pattada, cerca di impostare l'azione. Ancora Floris, occasione facilissima per Giovanni Cadao, bravissimo il portiere che non gli ha dato la gioia del gol. Giovanni Cadao tutto solo ha sparato sul portiere. Gol mancato da Giovanni Cadao, che non è stato bravissimo, ma più di lui è stato bravo il portiere che ha respinto l'azione, che ha respinto il pallone impossessandone. Rimessa. Ancora il Pattada, nulla di fatto.
punizione in favore del Tuttavista Caltellini, fallo su Giovanni Cadau. Rimessa per il Pattata. Con il Pattata, buon palleggio da parte del Pattata. Ecco, numero 10 è il momento di tirare. È scivolato e per fortuna del Tuttavista hanno riuscito a calciare. Palla al centro, nulla di fatto. Vediamo l'allenatore del Pattata non molto soddisfatto dalla propria squadra. Rimessa nel Tuttavista Caltellini con Mastio. Giorgio Floris per andare avanti. Fabrizio Lai, vediamo cosa ne esce fuori. Ancora Cadau, respinto, non l'ha fatto, palla in possesso della squadra avversaria del Pattata, ancora il Pattata in possesso di palla, se ne impadronisce Fabrizio Lai. Trascorso il primo tempo. Giusto ha fatto, 44. Ah? Adesso l'immaginate. 10 giorni. No. Togliamo l'audio. Le squadre stanno tornando negli spogliatoi. Torniamo l'audio, mettiamo un po' di pubblicità e dopo riprendiamo la partita.
per me. Sta per iniziare il secondo tempo. Ho ritirato che non c'era l'audio, ma non c'era perché l'ho tolto. Con l'arbitro che adesso darà il via. Risultato 3-0 in favore del Tuttavista Galtellì. Tutto a posto con l'arbitro. Eccoci qui, partita iniziata. Tuttavista Galtellì. Bellissimo, bellissimo alto sulla traversa. Minuti, 40 secondi dall'inizio della partita del secondo tempo, 3-0 il ritorno, ricordo, per il Tuttavista Galtellì. Punizione. Cerca di andare in avanti, ci riesce. Punizione per il Pattara. Punizione, fallo sul numero 10 del Pattara. Diciamo così. Facile presa del portiere del Tuttavista. Ora il Pattara in possesso di palla. Punizione contro il Tuttavista, fallo dal giocatore del Tuttavista. Il contrario per dargli meno luce. Purtroppo c'è questa ombra veramente che dà molto fastidio, nulla di fatto. Da ripetere, forse perché l'arbitro ancora non ha fischiato. 3 minuti dall'inizio del secondo tempo. Si parte dal risultato del primo tempo 3-0 per il Tuttavista Galtellì. Fuori gioco del giocatore del Tuttavista. Ancora il Pattara in possesso di pallone. Rimessa.
rimessa da parte del portiere. Tutta vista in possesso di pallone, punizione in favore del tutta vista Galtellì su fallo. Rimessa di Fabrizio Lai. Non è riuscito tutta vista a approfittare. Palla ancora in possesso nel Pattata. Ricordo il Pattata perde per 3-0. Fallo sul portiere, mi sembra. Punizione a favore del tutta vista Galtellì. C'è cambio in tutta vista. Scusa, chi è entrato? Bette? Al posto di? Rodriguez. Finalmente nella parte centrale non c'è più il sole, la luce è uguale per tutti, si possono intravedere i giocatori, mentre ancora ai lati c'è la luce. Con il Pattata, possesso di pallone, punizione in favore del Pattata per fallo sul proprio giocatore, il numero 10. Pattata cerca di impostare l'azione. Rimessa da parte del tutta vista nelle mani del portiere. Con il Pattata in possesso di pallone. Vediamo l'arbitro chi darà la punizione, sicuramente al Pattata.
per fallo del giocatore del tutta vista. Palla al centro, non sono riuscito il giocatore del pallone a impossessarsela, nessuno ha preso fallo, fuori gioco del giocatore del Pattana, rimesso da parte del portiere. Pattana in possesso di pallone, vediamo un Pattana molto migliore di quello del primo tempo. Sicuramente si dovrà per forza impegnare, perché il risultato è 3-0, se vuole recuperare dovrà fare qualcosa in più. Trascorsi 11 minuti del secondo tempo, è soltanto 3-0 per tutta vista Caltelli su Posada. Sul Pattana, scusa. Sul Pattana. Sonai. Mastia. Busu. Fabrizionai. Busu. Sentono anche le voci dal campo. Doppietta di Giorgio Floris, bellissimo gol di Giorgio Floris, 4-0 il risultato. Bravo Gio! Risultato ormai per il Pattana non recuperabile sicuramente, però nelle partite ancora c'è tanto da giocare e tutto può succedere. Cambio per il Pattana. Doppietta di Giorgio Floris al 12° del secondo tempo, come ha segnato al 12° del primo tempo Simone Mameli, ha segnato Giorgio Floris al 12° però del secondo tempo.
ancora il Pattada, purtroppo visto il risultato sicuramente vediamo l'allenatore ormai rassegnato, l'allenatore del Pattada, ancora un altro gol sulla linea, respinto dal giocatore del Pattada, sarebbe il gol del 4-0, sfumato, respinto dal giocatore del Pattada. Forza KG! Dico è capitato tutti in grande. Il portiere nostro tutti fuori. E ci hanno tirato quando il portiere ha segnato. No, l'hanno tirato, non l'ha. Il portiere del Pattada si è infortunato, è messo a terra. Ricordiamo doppietta del numero 11 Giorgio Flores. Cambio per tutta vista Galtellì, entra Caggiu, numero 18, esce Mastio, entra Caggiu, esce Mastio, Salvatore Caggiu. Caggiu, primo pallone toccato da Caggiu, ancora Caggiu, verso il centro, meno male Fabrizio Lai riesce a intercettare il pallone, pericoloso, se poteva impossessarsi un giocatore avversario del Pattada. Ecco il portiere. Pattada in avanti, palla verso il proprio giocatore in area di rigore, non riesce, tiro Sbilenco fuori. Scusa, come si chiama il nostro portiere? Ah? Il nostro. Olianas. Rimessa nel tutta vista Galtellì. Ancora Fabrizio Lai. Cadau verso da Giorgio Flores. Nulla di fatto, gol già fatto, fallito per un soffio dal numero 5 Busu, mi sembra, sì, Busu è il difensore, non è stato
bravissimo sul passaggio di Giorgio Floris, non ha saputo approfittare della situazione. Ricordo il risultato 4-0 per la Tutta Vista Galtellì su Pattada. Ricordo che Tutta Vista Galtellì è una partita in meno da recuperare l'11 dicembre a Orani per i 20 minuti non finiti nella partita sospesa per infortunio dell'arbitro. Si partirà dal 3-1 in favore del Tutta Vista e si giocheranno questi 20 minuti. Ancora Caggiu, eccola qui, questa proprio un gol fallito, un gol fallito a 2 passi dalla porta. In Tutta Vista Galtellì si è fallito un gol facilissimo da parte di Giorgio Floris. Questa volta Giorgio Floris non è stato fortunato, non è stato bravo a indirizzare la palla verso la rete ormai col portiere fuori causa. Già 2 azioni pericolosissime, sfumate, non fortunate, purtroppo per il Tutta Vista che poteva fare gol. Sarebbe stato un risultato troppo pesante anche per il Pattada. In fin dei conti non ha demeritato, forse tutti questi gol non si rimerita, però automaticamente i giocatori del Tutta Vista sono stati molto più bravi a sfruttare le occasioni che gli sono capitate. Il Pattada ha tirato poco in porta e purtroppo non si può pretendere più di tanto, se un tiro in porta i gol non si fanno. Al portiere Olianas, Giovanni Olianas, portiere titolare. Allora cambio in Tutta Vista, esce Giorgio Floris dopo una doppietta, entra il numero 16. Scusa, chi è il 16? Bravo Giorgio Floris, ultimamente che si è fallito un gol, ma non fa niente, ne ha fatto 2 e penso che bastino. Ancora il Pattada, passa di pallone, lo perde. Rimessa per il Tutta Vista. Palla verso il portiere Giovanni Olianas. Ora palla all'indietro per il Tutta Vista. Maratelli, ancora il Pattada che cerca il gol dalla bandiera, ancora il Pattada, non l'ha rifatto, rimessa per il Tutta Vista Galtellì. Ha toccato al bianco, arbitro. Sì. Difatti palla al Tutta Vista, non al Pattada come pensava il giocatore che la voleva effettuarla prima. Ancora Tutta Vista in avanti, Tutta Vista ancora in avanti, ha perso il pallone il giocatore del Tutta Vista. Rimessa ancora per il Pattada. Cambio anche nel Pattada, entra il numero 16 al posto del giocatore che non ho avuto modo di vedere il numero.
ricordo l'arbitro Edoardo Caddeo di Cagliari, al posto di quello cambio anche in tutta vista Galtellì, esce Fabrizio Lai ed entra Giovanni Marras al posto di Fabrizio Lai. Ancora il pallone, ancora, eccolo qua, il numero 5 Busu, che prima aveva fallito il gol, adesso l'ha realizzato. Busu, il difensore Busu. Ecco Busu che ha recuperato il gol che non ha fatto da 2 passi. (4-0), anzi no, 5-0. 5-0, vero? Ancora un cambio per il tutta-vista Galtellì, esce Giovanni Cadau, entra il numero 17. Scusa, chi è il numero 17? Ui. Non mi risponde, chi è il 17? Marras Thomas. Ah, Thomas Marras. (5-0), veramente il risultato tenistico. Purtroppo il Pattano non è riuscito a fermare la furia del tutta vista Galtellì, che si porta in avanti per 5 reti. Ultima rete nella parte del difensore Busu, Simone Busu. Ancora il Pattano riesce a trovare la via del gol, nulla di fatto. Bisogna dire che sicuramente il tutta vista Galtellì è molto più forte del Pattata, però il Pattata ce l'ha messa tutta. Con il risultato 5-0. Palla al centro verso i propri giocatori. Nel tutta vista non c'è nessuno che lo possa. Sul braccio mio. Siamo a 27 minuti nel secondo tempo. Risultato 5-0, rotondissimo il risultato. Tranquilla la difesa del tutta vista, che non si impaurisce manco davanti all'avversario, palleggia comodamente. Con il tutta vista possesso di palla. Non l'hai fatto.
non si riesce a agganciare il pallone passato dal proprio compagno. Uomo! Ora tutta vista. Uomo! Cambio anche nel Pattata, entra il numero 17. La rimessa sarà dalla parte del tutta vista per cosa del portiere Olianas, Giovanni Olianas. Oggi quasi inattivo, a parte uno o due parate, anzi una è stata proprio provvidenziale addirittura, quella che poteva essere il gol per il Pattata. Trentunesimo nel secondo tempo, risultato 5-0 per il tutta vista Galtellì. Rimessa per il Pattata, rimessa da parte del giocatore del Pattata, ricordo il risultato 5-0 per il tutta vista Galtellì sul Pattata. Con la tutta vista, punizione per trattenuta da parte del giocatore del Pattata su quello del tutta vista Galtellì. Simone Mameli, Busu, purtroppo è stato ripallato il suo tiro. Grande Andrea. Punizione.
per fallo di Busu sul giocatore del Pattada. Ancora tutta vista, in possesso di palla. Caggiu non riesce a impossessarsi del pallone, palla indietro verso il portiere del Pattada. Ancora il Pattada in possesso di palla, intercettata dal giocatore del tutta vista, rimessa. Punizione, fallo commesso dal giocatore del Pattada su quello del tutta vista. Si chiede l'intervento dello staff sanitario. Non vedo che sia il giocatore del tutta vista che si è fatto male. Vedo che è stato sostituito il portiere? Sì. Scusa, è stato sostituito il portiere con un altro giocatore? È stato sostituito il portiere con un altro giocatore? Ah? Ah? Ah, secondo portiere. Azione pericolosa del Pattada, salvata dal portiere ed anche un giocatore, nulla di fatto, palla alta, calcio d'angolo. Il Pattada cerca il gol dalla bandiera, ancora non ci sono riusciti, questa era una occasionissima. Merito della bravura del portiere e del giocatore del tutta vista a non dare la gioia del gol al giocatore del Pattada. Siamo al 38esimo, il secondo tempo, ancora 5-0 per la tutta vista Galtilli sul Pattada. Calcio d'angolo dal numero 10 del Pattada, palla al centro. Nulla di fatto, non sono stati fortunati manco in questa occasione questi del Pattada.
le patate in avanti, vediamo se tutto il campo in ombra, adesso va proprio benissimo, si vedono tutti con la stessa luce. Rimessa per il tutta vista in possesso di pallone, Busu, Simone Busu verso il portiere Olianas, con la tutta vista, possesso di pallone, palla fuori, rimessa sempre per il tutta vista Caltellì. Tutta vista in avanti, questo è il secondo portiere del Pattata, sostituito il portiere titolare. Ormai il risultato non può cambiare sicuramente, 5 minuti dalla fine. Ancora il Pattada, tiro intercettato dal giocatore del tutta vista. Ormai ci sono 3 minuti oltre il recupero per finire la partita. Ecco, il giocatore, no, punizione, adesso è una punizione, il giocatore del tutta vista non può andare avanti. Caggiu, ancora Caggiu, nulla di fatto, il pallone è stato ancora così. Non è riuscito il giocatore ancora del tutta vista, però ancora il pallone si trova nell'area di rigore, ancora nulla di fatto. Il Pattada ne esce bene, ancora oltrepassa il centro del campo, ancora il Pattada, ancora il Pattada. Pattada in possesso di palla, cerca di andare avanti, ci riesce, passa proprio il giocatore. Rosso? Perché? Perché rosso? Il numero 17 del tutta vista fuori, rosso, non ho capito, che cosa ha fatto?
non era inquadrato, non so cosa è successo, l'arbitro sicuramente avrà sentito qualche parola di troppo. Rosso per il numero 17. Finisce qui la partita. 5-0 il risultato, 5-0 il risultato. Il risultato a favore del Tuttavista Galtellì. I tifosi del Pattana se ne vanno delusi, sicuramente non pensavano che potesse finire con questo risultato. Ah? Come? 5-0. Ah, però appena avrò fallito qualcuno anch'io, sicuramente. Il risultato di 5-0 soddisfa ampiamente i giocatori del Tuttavista, che vanno negli spogliatoi contenti. Questo è il giovane Cadau, autore di un gol. Questo è il giovanissimo Bette, bravo giocatore questo Bette, bravo di nome di fatto, Bette, giocatore. Togliamo l'audio, finita la partita.